Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Arriviamo a distanza di qualche giorno, diciamo, dalla partita del Catania. Abbiamo potuto così assimilare quello che è successo, fare nostro e commentarlo stasera. È sempre attuale. Con grande tranquillità. Allora, avete sentito già la voce di Patanè. Buonasera ad Angelo Patanè. È sempre attuale, una vittoria è sempre attuale, non Sempre... scade. Le sconfitte, non scade. Benissimo. Sono a scadenza. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera a voi, è da venerdì sera che parla. Da quando è finita la partita inizia a rotta. E ringraziamo per essere con noi anche Max Belotto. Grazie a voi. E ritroviamo con piacere Ciccio Passiatore. Ciao Ciccio. Buonasera, buonasera a voi. Permettetemi di andare dall'altra parte dello studio, c'è la nostra Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio e buonasera a voi telespettatori. Vi ricordo che per interagire con lo studio potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp che è sempre attiva per voi al numero 342 771 2855. Allora, rivediamo questa partita, così ci rinfreschiamo le idee. Sono passate un po' di ore, 3 giorni, si è giocato venerdì sera, Patanè. Rivediamo il tutto nel montaggio del nostro Massimo Cerà. E guardate la scenografia della Massimino. Apriamo questa telecamera, regaliamo ai telespettatori anche la straordinaria scenografia che arriva dalla curva sud dello stadio Massimino. È uno stadio che merita. Il gol del Catania, Carlo Corbari, che gol! Mentre D'Ausilio mette il pallone in fondo, ha la possibilità per colpire di testa la Catania. Ancora una volta ci aveva preso Guso. Una possibilità per Casasola di vincere un rimpallo. Casasola punta all'area di rigore, lo scarico su per D'Ausilio, il pallone che si perde fuori. Porca miseria. Vedi com'è il calcio, il grande possesso. Adesso giocata la possibilità col sinistro del migliore in campo, che col numero 16 porta il nome di Alessandro Quaini. Ne approfitta il Catania, per possibilità per Lunetta, gol! Il gol di Lunetta! Che ti ho detto, Carlo? Che grande ripartenza, senza paura il Catania, con cattiveria, sempre con grande cattiveria, con voglia di far male. Quella rete. Il Crotone che si specchia con questo palleggio ostinato e il Catania che quando riparte fa sempre male alla squadra calabrese. Sfera che arriva dalle parti di Dini, che ha commesso un solo svarione in questa partita che poteva costare l'imbattibilità della porta. Nel prevento istante l'arbitro fischia del volte e dice che il Catania ancora una volta ha mantenuto in battuta la porta di Dini, che va subito a portarsi ad un confronto con i tifosi della curva nord, alzando le braccia, e il Catania arriva a quota 37. Carlo, 37 è un numero primo. Primo, Patanè. Hai visto che chiosa, È un numero primo, è un numero dei primi, è il numero dei primi, tra l'altro. Allora, siamo rimasti primi. Patanè, ci arriviamo un attimo, perché vorrei sentire intanto Ciccio Passiatore, perché hai visto la partita allo stadio. Sì. Che sensazione, che emozione, che cosa ti ha trasmesso questo stadio con le due curve e tutto lo stadio intero? Una coreografia impressionante, un sostegno incessante. Ma credo che lo stadio di il Cibali, il Massimino, venerdì erano tanti anni che non lo vedevo, quindi un'emozione bella, ma
soprattutto quello che dicevo la volta scorsa, è l'emozione che possono provare i giocatori in campo, no? A giocare davanti a questo pubblico, a questo stadio e a questa organizzazione che girava intorno alla gara, in un certo senso. Era tutto perfetto. Poi il calore della gente a Catania la conosciamo, quindi diciamo che è stata una partita perfetta anche per come è stata condotta, per come è andata. Diciamo che è stato proprio l'epilogo giusto per quello che doveva essere questa gara. E della squadra che cosa mi dici? Una squadra, allora, l'ho vista tante volte in televisione, però quello che ti trasmette nel campo è una cosa completamente diversa, proprio la forza di questa squadra, la consapevolezza che sta acquistando di domenica in domenica di essere una squadra che sa quello che fa, sa quello che deve fare e sa anche scegliere i momenti giusti della gara. A cosa mi riferisco? Il Catania ha impostato la gara facendo fare la bella partita al Crotone con questo giro palla, e poi nei momenti opportuni, e quando chiaramente loro avevano tanti giocatori sopra la linea della palla, in quelle 3-4 ripartenze che ha fatto si è presentato 1 contro 1 con dei giocatori, il Catania di grandissima qualità, e d'altronde poi è riuscito a far gol. È un'altra situazione che ho notato, che ha lavorato molto sulle palle inattive. Tutti i calciotangoli del Catania sono andati tutti a buon fine, il Crotone quasi mai è riuscito sulla prima palla a rinviare, il Catania l'ha proprio studiata sulle palle inattive. Infatti la palla, con la qualità che c'è il giocatore, arrivava sempre dove loro cercavano di andarla a colpire. Alessandro l'aveva preventivata questa cosa. Nella trasmissione di Corner avevamo proprio parlato della circostanza che sulle palle inattive il Crotone aveva delle lacune significative e importanti, e ovviamente un esperto come Bastiato, no? uno studioso come Vagliasini, un Guarda, esperto. però non c'entra niente, è lo staff tecnico che ha un grande merito. Se posso fare una velocissima riflessione, il merito, dobbiamo evidenziare il merito dello staff tecnico, perché credo che quest'anno veramente il Catania lavori sulla preparazione della partita, su tutti i dettagli, e in campo si vede, cioè ognuno sa quello che deve fare, quando ha la palla, quando non ce l'ha. Sulle palle inattive abbiamo migliorato nelle ultime settimane, perché c'è stata una fase in cui eravamo poco incisivi, forse anche la sfortuna dell'infortunio di Cicerelli, che ha riportato in prima squadra titolare Jimenez, ha alimentato questa peculiarità, perché Jimenez comunque sui calci piazzati ha un piede, insomma ce n'è pochi in questa categoria. E l'altra cosa che volevo sottolineare è il merito di questa squadra, è dove il primo attaccante, cioè Forte, è il primo difensore in fase di non possesso, e in fase di possesso il difensore diventa attaccante, Casasola, in una squadra che ha degli interscambi, degli automatismi, delle lucidità nelle scelte che oggi fanno la differenza, e quindi riesce anche in una situazione di assoluta emergenza. Non dimentichiamo, prima della partita tutti facendo delle riflessioni, giochiamo contro il Crotone, ci manca mezza squadra. Ecco, già l'idea di accettare eventualmente un pareggio, certamente, ma certamente, perché razionalmente giocavamo contro una squadra forte. Cioè il Crotone offensivamente ha Maggio, che secondo me è un talento assoluto, Gomez non lo scopriamo oggi, Murano, Zunno, ma non hanno mai tirato in porta. Cioè il Catania con questo lavoro di compattezza riesce a togliere qualsiasi tipo di soluzione alla squadra avversaria. Con questo palleggio fittizio. Queste sono le partite migliori per il Catania, per come gioca il Catania. Cioè, una squadra come il Crotone che affronta il Catania becca sempre ripartenze che poi fanno male, perché i due centrali del Crotone non sono due grandi giocatori, se li metti la palla sopra vanno in grandissima difficoltà, e quindi tu li induci a fare quel tipo di partita, quindi studiata in un certo senso. Però a me quello che io, perché io guardo da tecnico, quindi guardo un po' tutto, a me quello che mi ha lasciato veramente impressionato è la partecipazione che c'era dalla panchina del suo collaboratore e altri,
che mentre la squadra aveva la fase di possesso e quindi davanti, il collaboratore lavorava sulle le preventive, sui difensori, su come muoversi, quindi diciamo c'è un lavoro veramente fatto a 360 gradi. Non si vincono tanti campionati se non hai ormai una struttura anche mentale e tecnica di complesso e di staff. E anche il riscaldamento fatto fra il primo e il secondo tempo di tutta la panchina. Da quest'anno ricordiamoci che oltre a Michele Napoli c'è anche Ivan Moschella come collaboratore tecnico, che a lungo ha lavorato anche con Juric e sta dando anche lui il suo contributo, perché ripeto, quello che impressiona è il blackout in cui incorrono tutte le squadre che affrontano il Catania. Cioè arrivano con determinate convinzioni, dopo un tempo si sono dissolte. Ma perché il Catania, perdonatemi, Catania c'è una rosa forte. Ma questo è il presupposto. Cioè, allora, Ciccio, Siparietto dietro le quinte. Faccio l'intervista a fine partita Angelo al tecnico toscano, e per fargli un complimento, il Catania comunque non solo vince, ma proprio è pragmatica come squadra, come mentalità, è una squadra. E lui si arrabbia e non me lo manda a dire, perché poi ci incontriamo simpaticamente anche all'uscita allo stadio dopo le interviste, e mi dice: è pragmatico, ma noi vinciamo e lo facciamo giocando anche un buon calcio, un calcio molto attento. E qui ritorniamo a quello che è stato uno degli argomenti più inflazionati, malamente inflazionati. Ci sono tantissimi messaggi su questo tema. Sì. Ce n'è uno in particolare, ne ho selezionato uno, magari fra poco scorrerà, perché c'è qualcuno che dice: ma perché mandate in onda soltanto i messaggi che dicono che il Catania... Noi non mandiamo messaggi soltanto quelli che... Noi mandiamo in onda tutti i messaggi che siano comunque... potabili. No, non solo potabili, quello senz'altro. Qual è il messaggio che non avremmo mandato? Però quello che è importante è che siano messaggi brevi, concisi. Ma quali sarebbero il tipo di messaggi che non mandiamo? Il messaggio dice questo, dice che il Catania non ha una costruzione di gioco dal basso. Fantastico. Il Catania non ha una costruzione di gioco, non ha un gioco. Questo dice quest'amico che ci scrive da Nicolosi, così magari non abbiamo... Mentre il Crotone, che ha questa costruzione al basso, è a 15 punti dal primo. Ma scusami, però punti di vista, anche il Picerno ha avuto una bella costruzione dal basso. No, aveva una bella costruzione. Però voglio dire, per dire che non censuriamo nessuno. No, ma... E il messaggio sta girando, fra poco ne allora leggeremo, io ti ho lanciato un assist involontario, proprio per questo motivo, ed è uno degli argomenti. Volevo sentire Max su quello che è stato poi l'arbitro di questa partita. Ci sono stati diversi momenti, un paio di FVS chiamate, un arbitro che ha mostrato personalità, che ha saputo anche tornare sui suoi passi. Un arbitro, eravamo al cospetto di un arbitro il più esperto della categoria, l'arbitro che ha più presenze in questa categoria, l'arbitro al 6° anno in deroga con 80 partite in Serie C, quindi aveva esperienza da vendere, è stato molto bravo, lucido, tranquillo. Lui ha diretto la gara, Angelo, puoi confermarmi che te che eri presente diretta allo stadio, ha diretto la gara in un agonismo che poi non era così evidente, però è stato preciso, puntuale, ha avuto l'umiltà, tra virgolette, di ritornare sui suoi passi, è stato convinto anche in occasione della seconda segnatura della rete del Catania, che poi vedremo, dove il Crotone ha chiesto un fallo in APP, no? Un fallo in ripartenza su quella conquista del pallone a centrocampo di Jimenez, che non c'era assolutissimamente nulla. Però nel complesso mi ha fatto un'ottima impressione, ma sull'Ovison non avevo dubbi. L'unica cosa che rispondevo proprio a un messaggio in settimana che mi chiedevano pareri su questo arbitro, e ho risposto dicendo che non mi preoccupa l'esperienza dell'arbitro, mi preoccupa l'episodio, perché a volte quello che fa la differenza in una gara non è tanto la gestione complessiva della gara, ma a volte è il semplice episodio. Basta guardare quello che è successo in Milan-Lazio, dove per 94 minuti Collu ha arbitrato secondo me molto bene, e poi al 94-17 si ricorderanno tutti di Collu per quell'episodio e non per i 94 minuti arbitrati bene. Mi ha insomma un po' aiutato, un po' tanto aiutato nella lettura della partita, soprattutto nel momento in cui arriva a quel fallo con un cartellino rosso tirato a uno che era stato uno dei giocatori più attenti nell'arco di tutta quanta la partita. Il tuo conforto
ci ha aiutati anche nella lettura della poi decisione arbitrale di revocare il cartellino rosso e c'è anche un attenuante del perché, poi lo vedremo dopo, del perché l'arbitro sbaglia in prima battuta. Però volevo farti poi una domanda secca, perché invece a me è parso che le 3 direzioni arbitrali che hanno riguardato il Catania e il Benevento e la Salernitana stavolta sono stati affidati a 3 arbitri che hanno sbagliato pochissimo. Guarda, io vi ricordo che l'arbitro che ha arbitrato la Salernitana è lo stesso che ha fatto Catania-Benevento, è Di Loreto, un giovane a un terzo anno che sicuramente arriverà molto lontano, mentre le altre 2 partite sono due dei 3 sesti anni che fanno parte di questo organico, Ubaldi di Roma che ha arbitrato Cavese Benevento e proprio Lovison sono 2 insieme a Madonia di Palermo, gli unici sesti anni gli arbitri che vantano più di 75 allora, domanda secca, ce li ritroveremo per Benevento Catania, Salernitana Catania? Ma io penso di sì, vediamo un po' come fa le cose, però secondo me questo ci conferma che l'esperienza comunque è un elemento che fa da garante in una direzione di gara. Intanto Frasinac è tornato in Serie C ad arbitrare Guidonia, Monticello e Juventus Next Gen. Sì, va bene. Vabbè, allora, quindi questa pausa non è stata vedremo così domani vedremo se risusciterà Zago. allora vi chiedo un attimo, Giulia resta lì perché al rientro cominceremo proprio dai messaggi che sono tantissimi e dopo abbiamo anche una bella grafica da far venire mal di testa e la Moviola. Abbiamo la mercato. Punto infortunati. C'è di tutto e di più, restate con noi perché stasera ci divertiremo. Abbiamo una puntata speciale proprio perché la serata dell'Immacolata. A fra poco. Allora ripartiamo come promesso dai messaggi da casa, andiamo da Giulia. Iniziamo con questo messaggio e ci scrivono: buonasera, per favore non facciamo voli pindarici, rimaniamo umili ed affrontiamo ogni partita come se fosse una finale. E ancora, buonasera allo studio, firmare in fretta il contratto con Jimenez perché è una grande risorsa per il Catania da non perdere. Ne parleremo più avanti. Esatto. Cresce la consapevolezza che siamo un'ottima squadra nonostante infortuni e anche squalifiche. Infatti chi gioca dà il massimo, scrive Tommy. La classifica guardiamola ad aprile, tutto l'ambiente piedi per terra e pedalare. Buonasera a tutti, Catania veramente super, andiamo a riprenderci la Serie B. Fondamentale la prossima partita per aumentare il distacco dalle inseguitrici. Ma Cicerelli quando rientra, si chiede Gaetano. In Abbiamo caso notizie? speriamo di no, eventuali playoff. Ancora, sentite ciò che dico. Caturano l'ultimo gol che ha fatto con il Potenza, ora il primo gol Catania lo farà a Potenza, speriamo sia così. Franco 52. Buonasera a tutto lo studio di Corner, una vittoria importantissima, ma un grazie va ai nostri cugini trapanesi. Dai, Catania vola in Serie B. Grande Catania, teniamoci questo primato perché ce lo meritiamo, scrive Benny. Anche su Trapani avremo da parlarvi un po'. Assolutamente. Consiglierei di tenere in trasferta Angelo Patanè, lo scrive Enzo da Cefalù. In trasferta. E invece fortunatamente andrà Marco Carli che ci racconterà sì. Potenza abbiamo Catania. una coppia d'assi, abbiamo una coppia la d'assi. sua bravura e la sua professionalità. Poi ancora una domanda per Vagliasindi, che fine ha fatto Luperini? Si allena ed è regolarmente pagato dal Catania. No, non regolarmente, molto profumatamente pagato dal Catania. In maniera regolare. In maniera regolare. Ma prima di tutto molto profumatamente. No? Volevo sapere se per la partita contro il Potenza rientra qualche infortunato. Questo Lo è un facciamo argomento subito il punto. abbastanza caldo. Sì, lo diciamo subito. Ad Anteprima Corner oggi abbiamo anticipato che sia Pieraccini che Donnarumma quasi sicuramente saranno convocati per Potenza Catania e vi aggiorniamo anche su Mario Ierardi. Dalle informazioni insomma, che abbiamo potuto acquisire, potrebbe rientrare per la seconda partita del 2026, quindi la prima partita in casa che il Catania farà nel 2026. E chissà cosa succederà per la prima partita in trasferta del 2026. Chissà. Foggia Catania. Chissà.
lasciamo questo punto di domanda sospeso. Chi lo sa? Non riguarda gli infortunati. No, assolutamente no. Di Cicerelli abbiamo appena detto. Non facciamo i misteriosi. Allora, fra poco ci tuffiamo di nuovo nella Moviola, perché abbiamo diversi episodi da fare vedere. Torno da Passiatore. Vorrei tornare da Passiatore perché ci sono tanti messaggi, scrivono di te, ma ti chiedono anche della tua squadra. Insomma, facciamo una breve parentesi. Che è successo ieri? Intanto di quale squadra parliamo? Stiamo parlando Dell'Enna, campionato di... La sua squadra. Serie D. Ok. Ma diciamo, ieri è stata una partita un po' strana, una partita dove andavamo a affrontare una squadra che dalla coloratura tecnica importantissima, una squadra che ha speso tantissimo per cercare di vincere il campionato. La Nissa, diciamo anche... Assolutamente sì. Noi siamo una squadra di ragazzi giovani molto interessanti, è una squadra con la quale mi diverto tanto perché riusciamo ad esprimere anche un buon calcio. Poi sai, quando hai a che fare con i giovani assimilano tanto, quindi ti seguono con la massima attenzione e quindi riesci meglio a trasmettere le tue idee. Ieri purtroppo è stata una partita dove ci sono stati tanti fattori che l'hanno condizionata, ci sono stati tanti episodi un po' particolari, strani, sì. C'è anche un valore completamente diverso, strutturale della squadra. Di budget. Il budget. Però ti dico che ieri 10 volte tanto. Onestamente ieri tutta questa differenza E questo va a merito comunque del tuo non lavoro. si è vista, perché ci sono stati 2 situazioni dubbie di fuorigioco, però sai, quelli sono episodi. Però c'è stata una situazione secondo me di un calcio di rigore netto a nostro favore, dove il difensore avversario su un calcio d'angolo ha provato a cercare una sforbiciata e ha colpito pieno in testa il nostro giocatore. Poi libero ti porti Max Velotto. No, ma era lì a 2 metri l'arbitro. Sinceramente non so come abbia potuto, però sai, per a noi resta il fatto che ci dobbiamo salvare, la crescita dei ragazzi che fino ad ora è stata importante, e su questo aspetto noi dobbiamo lavorare, perché è la cosa più importante. Posso fare una domanda a Ciccio a proposito del progetto diciamo giovani che state portando avanti a Enna? Uno sguardo alla primavera del Catania, allenata da Marco Biaggianti, e se c'è qualche giocatore che magari a gennaio può venire a Enna a darti una mano del Catania Primavera. Ma guarda, il nostro programma dell'Enna Calcio è improntato che credo prima della fine del girone di andata si cercherà di prolungare i contratti ad alcuni giovani importanti nostri, perché noi siamo una squadra dove abbiamo 4 2005, 3 2006, 4 2007, 3 2003, 1 2004, 2 2002. Quindi età media molto bassa. Molto bassa, quindi credo che cercheremo di portare avanti un progetto che potrà essere utile anche per la prossima stagione, pensando chiaramente di salvarci. Quindi cercheremo di valorizzare quelli che sono i giocatori di nostra proprietà in un certo senso, quindi è questo il programma della società, da quello sei stato chiarissimo, da quello che ho potuto capire. Allora, torniamo alla partita con il Crotone, ma incominciamo anche a pensare alla prossima. Cioè stiamo, certo. 2-1. Cioè 2-1, che cosa significa 2-1? 2-1 Torino-Milan. Ecco, benissimo, no? Così magari segnato Rabiot. Però per aggiornare, per dire che siamo in diretta, proprio veramente in diretta, raccontiamo le cose come sono. Giulia, un ultimo messaggio e poi Moviola. E poi Moviola. E poi prima della Moviola, se mi permetti, perché abbiamo un blocco pubblicitario, vorrei lanciare intanto questo rompicapo della tua grafica assurda. Facciamo allora un messaggio soltanto. Un messaggio soltanto. Sono Andrea, piedi per terra, perché ancora non abbiamo fatto nulla. Potenza sarà difficile, anche perché in trasferta giochiamo davvero male. Quindi una voce un po' fuori dal coro. Vabbè, ognuno poi evidentemente ha la sua opinione. la propria
opinione. Sì. Alessandro, vediamola questa grafica, non facciamo aspettare le persone a casa perché... Anche perché nessuno la conosce, No. se no, cioè, Guarda, solo tu la conosci. Stamattina quando l'ho vista ho Solo detto tu lo ma è sai. una cosa Da mal di testa. da uscire pazzi. Adesso Questo è il regalo per l'Immacolata, vediamo un po'. pubblicità. No, Pubblicità. che cose... No, scusami, cosa vuoi che ti spieghi in un minuto? L'abbiamo fatta Facciamo vedere. pubblicità? Vai. Allora, l'abbiamo fatta facciamo vedere. pubblicità e poi torniamo con questa E fra- Allora, torniamo di nuovo insieme. L'abbiamo vista, la rivediamo questa grafica, questa tabella così Ma al folle volo. che stiamo praticamente... Togli. La lasciamo stare? La classifica Adesso, guarda, del podio. fra poco... Però il titolo, classifica progressiva del podio nel girone C. Fra poco ne Via. parliamo. Via. Fra Via, poco andiamo. ne parliamo. Torniamo Max. su Catania Allora, Crotone. torniamo da Max perché evidentemente Max, vediamola questa moviola, Sì. gli episodi che abbiamo selezionato diciamo per la partita di venerdì e cominciamo dal primo. Sì, diciamo che di episodi non è che ce n'erano molti, Tantissimi. ce ne abbiamo selezionato qualcuno in più giusto per dare un pochettino più di corpo a L'episodio era Acquaini, secondo me. Sì, forse sì, l'episodio è quello il che vero poi è episodio l'ultimo che quello. andremo a vedere, però partiamo dalla prima, secondo me, mancata ammonizione al nono del primo tempo, dove secondo me c'è sempre il discorso dell'attenuante, dove c'è da capire l'arbitro diciamo che tipo di metro vuole adottare in questa partita. Al di là del metro qua secondo me c'è qualcosa di oggettivo. Gallo è un giocatore da attenzionare in questa gara perché è il giocatore che manterrà Corbari in gioco sulla segnatura della rete verrà poi ammonito, va bene, poi verrà sostituito perché era molto nervoso. A fine primo tempo l'abbiamo detto che era molto nervoso. Secondo me questa qua è, al di là di dover leggere, lui proprio non si disinteressa del pallone, guarda l'uomo e alza il braccio. Questo secondo me è una munizione mancata. L'unica attenuante che posso dare all'arbitro è che era nei primi minuti e si è giocata la carta del richiamo, però oggettivamente questa qua è una munizione perché guardate l'atteggiamento proprio del calciatore, si disinteressa di dove è il pallone, non è che insegue il pallone, si ferma, guarda il giocatore e alza il braccio, Rallenta, tu. E poi tra l'altro già su Jimenez c'era un primo un fallo precedente, bravo, sì. che l'arbitro lascia correre, e poi c'è il secondo, questo qua, Ma lì perché dove forse c'è proprio vede il l'oggettività del fallo imprudente. Allora, questo è il primo episodio. Vediamo poi Il gol di Corbari. del Catania, perché molti dicono Sono che... passati anche dei messaggi, Sì. chiedevano a Max se era fuori gioco oppure no. Non è fuori gioco e vediamo Fa perché. rispondere. No, non è fuori gioco perché sulla prima, diciamo, su una visione stretta della segnatura della rete, ecco, su questa qua, colpo di testa, ci troviamo Corbari un metro avanti, dice Madonna, dice è fuori gioco. Invece Adesso lo poi vediamo, adesso lo vediamo bene, guarda a campo qui. largo, guardate Gallo, sempre il giocatore, eccolo qua. L'abbiamo Al cerchiato anche. Perfetto, questo è il momento in cui Lunetta fa la giocata, quindi è il momento in cui si valuta la posizione di Corbari, c'è il numero 16 Gallo che si opponeva al calcio d'angolo di Menez e che mantiene in gioco, poi alza anche il braccio per indurre l'assistente in errore, ma il gol è regolare. Il braccio del Gallo. Il braccio del Gallo. Allora, questo è il secondo episodio. Poi c'è la munizione a Corbari. Sì, io la munizione di Corbari l'ho selezionata perché la vorrei mettere un pochettino in parallelo su quella che è stata la munizione di Lunetta la settimana scorsa. Sì. Però vorrei far notare la differenza tra quello che è successo la settimana scorsa a Picerno con questa qua. Allora, mentre Lunetta a Picerno il giocatore ha rallentato, si è fatto toccare, si è buttato e diciamo non c'era quella propensione per lo sviluppo di un'azione importante. In questa situazione qua, pur restando il pallone nel possesso del gioco del Crotone, quel tocco di Corbari fa sì che quella giocata del Crotone non è più, interrompe lo sviluppo imminente dell'azione, quindi secondo me questa è una munizione corretta, a differenza di quella di Lunetta che secondo me non era corretta pur essendo nella stessa zona di campo. Sì, lì Energe lo aspetta. Bravo. E poi Lunetta Qua lo invece lui travolge. disturba pur rimanendo la palla, vedete, non è una giocata che il giocatore del Crotone fa, la palla arriva all'altro giocatore che si vede arrivare il pallone di improvviso e fa una giocata errata, quindi qui non c'è, si interrompe proprio la ripartenza veloce del Crotone. Ora dovremmo essere sull'espulsione. No, poi sul gol del Siamo Catania. sul secondo al gol del secondo gol Catania. alla Sì, Jimenez quando il centrocampo. Crotone si gioca la card Sì. perché reclama un fallo in APP. Allora, ricordiamo ai telespettatori che ogni qualvolta viene segnata una rete, ogni qualvolta c'è un'azione decisa come un calcio di rigore o un'azione determinante alla segnatura della rete,
l'operatore FVS con il supporto del quarto ufficiale rivedono tutta l'azione. Ecco, questo è il momento in cui Jimenez interviene netto sul pallone, il giocatore può essere anche stato toccato, nessuno lo mette in dubbio, ma non è un fallo. Il giocatore è Sandri. Sì, Sandri, è un contatto di gioco, fa la sceneggiata perché sa che la sceneggiata può portare a un qualcosa a questi livelli, vabbè, l'azione continua. Lunetta entra in possesso del pallone sul passaggio di ausilio e mette la palla in rete. Qua che cosa reclama il Crotone? Reclama un fallo in APP, in attack in possession phase, cioè un attacco un fallo nel momento in cui il Catania recupera il pallone. Il protocollo dell'FVS prevede che tutta l'azione venga rivista, in questo caso qua è stata rivista, abbiamo subito noi detto anche in diretta che secondo noi non c'era assolutissimamente nulla, quindi fa bene l'arbitro anche a confermare quella che è stata la sua impressione dal campo e quindi convalidare la rete e non dare un calcio di punizione a favore del Crotone. Allora, questo era il quarto episodio, poi c'è la chiamata FVS del Catania che è legata all'espulsione di Quaini, che poi viene trasformata in ammonizione. Questo è stato sicuramente l'episodio della partita e quello che ci ha fatto ricredere un po' anche su tante sottolineature che abbiamo fatto nei confronti di tanti non cambiano arbitri, mai idea, che invece evidentemente nelle ultime settimane, forse anche qualche grazie telefonata in più, ma secondo me ne è venuta fuori secondo me una questione che ha da Catania coinvolto un po' tutto il sistema arbitrale e quindi la nuova ottica, perché si è parlato da Catania in poi di una revisione generale, di un confronto diverso, proprio perché statisticamente, come ci diceva Max, erano rare le volte in cui gli arbitri andavano a cambiare proprio perché si innamoravano della propria opinione. Invece questo non è accaduto, e non è accaduto non solo a Catania, ma non è accaduto anche in altre partite. Allora vediamolo questo episodio che è l'ultimo. Sì, guarda, io ti dico, avendo fatto l'osservatore arbitrale per 10 anni tra Serie A e Serie B, cioè quando osservavo gli arbitri, la mia propensione era quello di capire quale potesse essere la genesi dell'errore dell'arbitro. Allora lì la prima cosa che guarda è la posizione dell'arbitro. L'arbitro è posizionato dietro, non ha la percezione totale del punto di impatto e come soprattutto avviene l'impatto. Lui percepisce soltanto un'entrata dura, altezza coscia, ma non percepisce come il giocatore viene colpito, non percepisce se il tacchetto è esposto e se la pianta del piede imprime un'inerzia, una pressione sulla coscia dell'avversario. Quindi questa è l'attenuante che do all'arbitro. Il Catania fa bene a giocarsi l'FVS, perché se non avesse giocato l'FVS, questa è anche l'importanza di sapersi giocare le card durante la partita, perché se si giocano le card in maniera errata, poi in questa situazione qua, metti caso tu non ne avevi a disposizione, ti prendevi 2 giornate di squalifica, va bene, perché questo qua è un fallo che scritto sul rapporto porta a 2 giornate di squalifica e tu avessi perso per altre 2 giornate un giocatore come Quaini. Invece, economizzando e utilizzando bene l'intervento della card, ti ha dato la possibilità di dire: arbitro, fammi a rivedere, allora dov'è la differenza tra dov'è la posizione dell'arbitro e invece avere la visione dritta di quello che realmente è accaduto? È che l'arbitro va alla review e ha un'immagine frontale, quella che non può avere da dietro. E che cosa scorge l'arbitro? L'arbitro scorge che il piede di Quaini, pur essendo alto, va bene, non ha la condizione fondamentale, cioè quello di mettere a rischio l'integrità fisica dell'avversaria. Il piede in questo momento può fare paura, ma quello che fa la differenza è come il piede di Quaini entra a contatto con la coscia dell'avversario, entra lateralmente, non a tacchetto esposto, quindi questo qua è quello che ha fatto la differenza ed è questo che ha portato l'arbitro a cambiare la decisione tra rosso e giallo. Quindi secondo me ha fatto molto bene, ha avuto l'umiltà di cambiare e non piantarsi sul piedistallo della presunzione. Quindi molto bene. Rivediamo per un attimo, chiudiamo qui la parentesi, rivediamo per un attimo quella grafica rompicapo? Sì. La vediamo soltanto un attimo, poi vado da Giulia. Va bene. Ripassiamo il titolo, classifica progressiva del podio del girone C, e poi c'è prima, seconda, terza, questo quarta, poi lo spieghiamo. quinta, sesta, dalla settima, prima alla 17esima giornata. Tanti auguri. Ci arriviamo.
Giulia, un paio di messaggi, poi facciamo anche un po' di pubblicità. Vado. No, poi Voglio voglio sì- fare, scusami Giulia, No, poi prego. voglio fare una domanda a Ciccio Passiatore, vai pure. Su questa... No, su un argomento no. tecnico. Ah, ecco. Voglia Cindy, le chiedo, Aloi e Cicerelli sono gli unici giocatori in rosa che riescono a congelare e tecnicamente a tenere palla. La società pensa di intervenire sul mercato alla ricerca di un esterno e di un centrocampista con le medesime caratteristiche tecniche? Te lo scrive Pino da Gravina. La risposta è sì e vi spiegheremo meglio fra qualche minuto. Poi siete d'accordo che la spinta per il rilancio del Catania l'ha data i 2 match vinti contro il Benevento e Salernitana? La grafica poc'anzi messa così in anteprima ce lo spiegherà meglio. Adesso ci arriviamo. Ancora, Vagliasindi, ma è certo dell'informazione su Cicerelli? Solitamente l'intervento riparatore, specialmente ortopedico, accorcia i tempi di ripresa, ma penso che sia certo per... Speriamo. Mi parlano di playoff, 120 giorni, quindi 120 giorni fatevi i conti, siamo ad aprile, il campionato finisce ad aprile. Esatto. Poi ancora Marcello scrive girone d'andata molto bene e pensare che le squadre di Toscano si esprimono meglio nel girone di ritorno. Allora, ci fermiamo qui sì. Giulia per un momento, adesso la Domanda domanda per Passiatore. Allora, la tua valutazione dal vivo di Francesco Forte, giocatore che chiaramente ha il tuo stesso ruolo di quando eri un fior di calciatore, giocatore di grande sostanza ma anche di qualità. È il giocatore per il modulo di gioco di Mimmo Toscano. Lui è un giocatore di sostanza ma che fondamentalmente fa giocare bene i 2 giocatori che giocano sotto di lui ed è una prerogativa fondamentale per questo sistema di gioco. C'è un giocatore Che lega il gioco. dà riferimento, sostanza, cioè la palla quando arriva a lui non ritorna subito dietro, la palla si ferma lì, la squadra ha la possibilità di alzarsi, di accorciare le distanze e poi è un giocatore che ti trascina per il suo modo di mettersi in campo, cioè non si risparmia mai, sta facendo anche gol, perché di solito quei tipi di giocatori sono quei giocatori che fanno pochi gol, Tanto lavoro. e poi gol, invece lui riesce anche ad abbinare il lavoro ai gol. E allora Ciccio, la domanda di rincalzo La te la stavo faccio. facendo io, ma la fai tu perché ho capito quale gli stai Te la facendo. faccio io. Allora, in un sistema di gioco ormai così strutturato, uno come Caturano, perdonami, come si sposa con questa squadra e soprattutto che prospettive ha di entrare in un sistema di gioco che probabilmente, pur essendo stato il capocannoniere della scorsa stagione, probabilmente non gli si abbottona perfettamente, è un po' come una giacca particolarmente stretta, o no? Chiedo. Allora, conoscendo Mimmo Toscano, perché lo seguo anche per i campionati che lui ha vinto, in questo momento Caturano è l'alternativa a Forte, non credo che ci sia la volontà, ma lontanamente pensabile che si possa cambiare in questo momento. L'inerzia delle titolarità. Non delle titolarità, anche il modo di giocare, perché insieme Forte e Caturano non ci possono stare per caratteristiche, quindi in un certo senso. Credo che anche Caturano, dall'alto della sua esperienza e dall'alto della sua intelligenza, sa benissimo che in questo momento bisogna stare lì a cercare di dare una mano ad una squadra che sta viaggiando a ritmi altissimi, ci sono degli automatismi perfetti in questo momento e ci sono degli equilibri dove lui capisce che in questo momento, però è anche vero che il campionato è lunghissimo, io gli auguro a Forte di fare ogni domenica sempre la partita al massimo, però è fisiologico che tutti i giocatori nell'arco del campionato abbiano un calo e in questo momento qui la fortuna del Catania è trovare Caturano, che è un grandissimo giocatore, a fargli la differenza. E come si sposa nel sistema? Dovrà cambiare qualcosa? No, Forte, alternativa di Forte Forte. alla flessione, ipotizziamo. All'alternativa di Forte. Rimane quindi il Assolutamente. sistema e il Assolutamente. giocatore che deve adattarsi al sistema di Toscano e non Toscano al sistema di Caturano. Ma Caturano
è quel giocatore, cioè lo può fare il gioco che fa forte. Anche se preferisce probabilmente una squadra che giochi in profondità per lui e lui stazionare tra i 16 metri, i 18 metri, un giocatore che un po' più difficilmente ritorna indietro, fa sportellate, preferisce puntare alla porta. Però è un giocatore, allora diciamo che la posizione in campo è simile, però come caratteristiche sono leggermente diversi. Forte è più di sostanza, è più fisico. Caturano è un po' più tecnico, è uno che magari riesce a giocare più la palla, incontro ci sa andare, la sa proteggere, magari sa gestire la palla. Però credo che avere due giocatori del genere in una rosa chiaro. e poterli alternare nel momento giusto, e poi saprà Toscano come farlo, perché in questo momento nessuno si permetterà mai di andare a toccare anche i giocatori stessi, perché in primis perché sono a Catania e quindi la piazza è una piazza molto esigente, ma poi anche l'intelligenza di questi giocatori che hanno fatto categorie importanti e sempre questi campionati a questi livelli, sanno che in questo momento bisogna remare tutti. E invece come ti spieghi a Salerno un giocatore come Roberto Inglese, che l'anno scorso a Catania è rinato sotto un profilo di gol, di realizzazioni, anche di prestazioni, sia involuto, quasi imploso insieme e portandosi dietro anche una buona parte di squadra e probabilmente le sorti anche di Peppe Raffaele, che è un giocatore insomma tecnico sempre più in bilico. Allora guarda, tu che fai un attaccante e quindi sai come possono andare avanti questo tipo di dinamiche. Allora io ti dico che la differenza secondo il mio punto di vista, e l'ho capita con il passare degli anni sulla mia pelle, è quello che se tu hai dei giocatori di riferimento, no? Ce li hai dei giocatori di riferimento. Normale. Però se tu mostri nello spogliatoio che usi le stesse misure per tutti, la tua credibilità nei confronti del gruppo cresce in maniera sproporzionata. Fossilizzarsi in una scelta a lungo termine per me diventa anche un pochettino pericolosa per due aspetti. Il primis perché poi anche tu perdi un attimino, e secondo perché ogni tanto al giocatore bisogna farlo riposare soprattutto mentalmente per poi riprendersi per quello che Inglese realmente è, perché è un grande giocatore, ma in questo momento mettere Inglese in campo dove la piazza gli sta addosso, Salerno non è una piazza. Allora, dove a proposito della piazza pesante. che sta addosso, abbiamo una clippettina di pochi secondi. Te la faccio vedere. Vediamola proprio per farti perché ci sono un tuo collega tecnico come sta rischiando. Sentiamo Guarda che cosa è successo ieri al termine Salernitana nei Trapani confronti di Raffaele. Ecco, vediamo un po' cosa è successo. Che non siano rose e fiori. Eppure 2 mesi fa si parlava di tutt'altro, no? E quella grafica su cui torniamo dopo la pubblicità ce lo racconta molto bene. Torniamo dopo la pubblicità, restate con noi. Fra pochissimo, non vi muovete perché abbiamo un rompicapo da sciogliere. Allora, ricominciamo, diceva il grande Adriano Pappalardo, da che cosa? Dal migliore e dalle pagelle. Esatto, andiamo a vedere proprio chi è stato il migliore della partita disputata contro, esatto, è stato Thiago Mattias Casasola con voto 8. Gli tocca il compito difensivamente più ingrato, tenere spento l'interruttore della fantasia di Maggio, nel ruolo uno dei 5 giocatori più forti della Serie C. L'argentino lo argina con concentrazione, anticipi puliti e cattiveria agonistica. Uno spettacolo quando, come un treno, parte box to box. Dalla zona di sua competenza sgorgano incessantemente corner e assist. Tra tutti i duelli di mercato, Faggiano ha perso il più importante. Questo è quello che scrive Casasola e Quaini. Hanno lo stesso voto. Abbiamo praticamente durante diretta stadio abbiamo parlato dei due giocatori come
le migliori espressioni Questa in settimana campo. c'ho 3-8 Addirittura. Sì. Ora ce li dice Giulia. Esatto, adesso li andiamo a vedere grazie alla nostra grafica. Esatto, partiamo dal condottiero che è l'allenatore toscano con un bel 8, in porta Dini 7, difesa Allegretto 7, Di Gennaro 8 e Celli 7,5, centrocampo Casasola 8, Lunetta 7,5, in mezzo al campo Corbari anche lui 7,5 e Quaini 8, tre quarti attacco Jimenez 7, D'Ausilio 7,5, dentro poi Rolfini con 6,5 e davanti Forte con voto 7, sostituito da Caturano con voto 6,5. La cosa bella di queste pagelle è che non ci siamo accorti che ci sono una bella lista di infortunati, giocatori indisponibili e soprattutto avere l'idea che nei momenti in cui facevamo il campetto anche noi a dire chi avrebbe potuto sostituire cosa, ci siamo accorti che invece nella progettazione di questa squadra c'è stata un'idea chiara, un'idea univoca, un'idea strutturale per cui c'erano giocatori che potevano ricoprire più ruoli, giocatori versatili e giocatori che comunque hanno il denominatore comune di essere diventati un autentico gruppo, perché questo è quello che poi è emerso in maniera evidente, cioè una squadra che non è soltanto un insieme di giocatori, ma è una squadra che ragiona negli obiettivi, ragiona senza le gelosie e le invidie, cose che possono sempre capitare in un contesto dove tutti vorrebbero, Ciccio, tu me lo insegni, tutti vogliono giocare, però anche tu hai detto una cosa importante prima, in questo momento questa è la struttura e nessuno si azzarda a muovere un'asticella che può spostare gli equilibri da una parte e dall'altra e ci accorgiamo di avere davvero una struttura di squadra con Casasola che è tornato ad essere il giocatore delle prime 4 giornate di campionato, anche lui aveva avuto una piccola flessione, ma guardate quanti ce ne mancano, però atleti e giocatori, ma abbiamo... senza andare lontano, abbiamo perso per strada Gherardi, Aloi e Cicerelli. Perfetto. Cioè una struttura portante di questa squadra. E ci siamo trovati Quaini, migliore in campo, insieme Allegretto a Casasola. non sta facendo rimpiangere Gherardi, D'Ausilio e Jimenez si sono divisi i compiti per non fare rimpiangere troppo Cicerelli. Mutuo soccorso. Allegretto, Celli che è un giocatore diventato insostituibile. Meritava 9 un nostro telespettatore Celli, perché ci ha fatto una grande partita. 9 lo metteremo solo 7, toccando altro. Allora, guardando la partita di venerdì, l'8 l'avrei dato anche a D'Ausilio. 7,5, ha fatto 3-4 giocate di grandissimo spessore, soprattutto quella del 2-0. Che giocata! Un altro giocatore, se fa un tocco in più, salta tutto, invece lui controllo. Ha aperto 40 metri di campo. Subito. No, lo studio è quello che ha ricevuto palla. Sì, però dico ha dato una palla che gli ha aperto in 2. A 2 tocchi, cioè proprio la giocata da giocatore. Poi lega il centrocampo con l'attacco. Abbiamo pensato di premiare leggermente in più Di Gennaro perché ha annullato Gomez, proprio non gli ha fatto toccare palla, Quaini che è stato l'architrave del centrocampo e poi abbiamo dato l'8 a Casasola, ma D'Ausilio 7,5 nel senso che siamo là. Ma io perché sono per il reparto avanzato un debole, quindi le giocate fatte dai giocatori così di grande qualità. Cosa vuoi dire, Max? Sì, e poi a proposito di reparto avanzato, ho visto che hai dato 6,5 a Rolfini, che è giusto, si sta sul campo, gli avrei tolto mezzo punto per l'ammonizione che ha preso mentre si riscaldava. Fuori dal campo, sì, quello effettivamente è un peccato. Perché l'ammonizione perché è in campo. Sì. A proposito mi dicono che anche Lunetta qualcosa in più si poteva anche dare, insomma oggi queste pagelle fanno discutere. Dobbiamo creare un criterio. Ma c'era una piena, c'era Lunetta. Screditiamo altrimenti quell'8 a Toscano che rimane uno dei migliori voti dall'inizio di questo campionato e di questo Ragazzi, torneo. era una partita difficilissima e il Catania l'ha resa agevolissima. Però una grande prova di maturità, l'ho definita così durante diretta stadio. Non dite a Toscano che è un pragmatico, ditegli un vincente. Ma perdonami Angelo, a proposito della pagella di Tiago Casasola, no? Sì. Nel giudizio faccio riferimento alla circostanza che tra tutti i duelli di mercato di quest'estate Faggiano ha perso secondo me quello più importante, perché se andiamo un attimo a fare una rilettura oggettiva, Capomaggio, Inglese,
De Boer, mettiamoci, e Casasola. Cioè, di questi 4 giocatori nell'economia delle 17 giornate, qual è il più forte? Se ne è portato uno che gli ha sistemato la partita, No, perché qual è? domenica... Il più funzionale. Il più funzionale. Il più funzionale per il loro modo di giocare. Allora, nel 3-4-3 sono i 2 esterni di centrocampo che fanno i quinti nella fase di un possesso. E idem nel 3-5-2 di Raffaele sono i giocatori più importanti. Anastasio ieri Quindi Casasola è un duello di mercato che il Catania ha stravinto, e chiaramente oggi si vede che la Salernitana è dovuta ricorrere a uno svincolato del Rimini. E Casasola sono i 2 giocatori che fanno, se stanno bene, la differenza in questo sistema di gioco. Allora io direi che adesso entriamo nella fase, diciamo, più delicata della trasmissione. Iniziamo a spiegarlo. No, dobbiamo spiegarlo perché poi abbiamo il mercato, Angelo, dobbiamo parlare tanto di mercato ed Alessandro... E poi dobbiamo parlare del Potenza. Del Potenza, che è il prossimo avversario. Allora, ci fermiamo, ma per pochissimo, restate con noi, continuate a mandare i vostri messaggi, fra poco ne leggeremo qualcuno e poi finalmente cercheremo di capire, ma c'è un telespettatore che è stato molto attento, ha già risposto, diciamo, a queste tue osservazioni, ha studiato bene nei momenti in cui l'abbiamo messa in onda la grafica. Mi fa piacere. A dopo. Torniamo di nuovo insieme, qui si chiacchiera, anche quando c'è la pubblicità. Com'eri tu come attaccante? Non lo può dire quello che hai detto tu. No, non lo posso dire. Era cattivo, era un attaccante cattivo. Simonelli mi diceva che c'aveva la cazzimma. Ecco, giusto, esatto. giusto. Ci vuole ancora oggi. Perché non c'è quella, non può andare da nessuna parte. Mi pare giusta questa risposta. Sentenza. Allora, messaggi senza domande. Li ho dovuti cercare perché comunque i nostri telespettatori fanno sempre tante domande. Allora, leggo questo da Dario Curva Nord. Buonasera a tutti voi, ne parlavo l'altro giorno con Alessandro Vagliasindi. La differenza con l'anno scorso, a parte il gruppo coeso, è in un'unica direzione, sono i cambi. Quest'anno chi entra è comunque un titolare e in qualsiasi squadra di C sono riusciti a non far sentire la mancanza di un ditacchio a centrocampo. L'anno scorso non eravamo nemmeno 11 titolari. Io chiedo ai telespettatori messaggi brevi, perché questo è il brevi. massimo che possiamo fare e già siamo andati oltre, quindi mi raccomando messaggi brevi. Se aveva parlato Alessandro era raccomandato, quindi assolutamente, ma comunque lo saluto e ho capito chi è. Ciao Dario. Alfio scrive: e pensare che ad inizio campionato Quaini e Celli erano fuori squadra e Lunetta era sul mercato. E poi? Buonasera, non parliamo di acquisti, appena si fanno dichiarazioni di intento tutte le altre squadre sembrano interessati. C'è una differenza però, perché oggi venire a Catania diventa attrattivo. Come no. Venire a Catania qualche anno addietro diventava forse una questione. Ma noi i nomi li centelliniamo lo stesso proprio per la considerazione che faceva prima questo nostro telespettatore. E ci sono delle novità che sono non sul mercato in generale, ma sul mercato del Catania, che riguardano non i giocatori, non i nomi, ma i parametri, l'idea della società che ha parametrato determinati standard ai quali soprattutto i procuratori devono attenersi, altrimenti non sono da Catania. Ci fermiamo con i messaggi, rivediamo la grafica e adesso ci stiamo dentro questa grafica, dai, sviluppiamola. Ci trascorriamo qualche minuto. Momento, dai. 33 trentini che sono. Sì, sostanzialmente sì, l'ho pensato quando eri a Trento e ti sei collegato. Ho capito. E allora vi ho raccontato dalla prima giornata a quella appena trascorsa, la 17ª, l'andamento delle prime 3 classificate della girone C progressivamente. Quindi abbiamo le prime 3 giornate, sappiamo il Catania ha battuto il Foggia, ha vinto a Cava, poi ha battuto il Monopoli, 9 punti, Amplain come la Salernitana, poi la Casertana a 6, ma anche il Benevento. Dalla 4ª giornata in poi inizia una fase tortuosa in cui il Catania perde a Cosenza, poi pareggia in casa col Sorrento. Fermiamoci un attimo qui, alla 5ª giornata, per farvi vedere come alla 5ª la Salernitana ha più 5 sul Catania, 15 punti contro 10. E vi proietto alla 17ª giornata per poi proseguire dalla 6ª. Oggi la classifica dice 37 Catania, 32 Salernitana, quindi significa che in 12 giornate il Catania ha fatto 10 punti in più della Salernitana. E questo
sicuramente è un dato eclatante, pesa sulla panchina di Raffaele. Assolutamente sì. Quindi il Catania ha questa fase difficile che va dalla quarta alla settima giornata, che sono esattamente Cosenza Catania, Catania Sorrento, Trapani Catania e Cerignola Catania, in cui il Catania non vince, fa 4 partite con 3 pareggi e una sconfitta e resta leggermente attardata rispetto a Benevento e Salernitana. Un telespettatore prima sottolineava come il momento di svolta coincide con i confronti diretti in casa contro la Salernitana prima e col Benevento poi, e siamo alla 10ª giornata e Catania-Salernitana. Il Catania prima di questa gara è a 4 punti alla Salernitana, quindi il rischio di un'eventuale sconfitta, che il Catania va -7 o un pareggio resta a -4, ma gravissimo se avesse perso con la Salernitana, si sarebbe messa a -7 e probabilmente la stagione avrebbe preso un'altra inerzia, ma vince e vince bene con la Salernitana 2-0, quindi si porta un punto da Benevento Salernitana. La giornata successiva batte in casa il Benevento 1-0 e supera il Benevento e si mette a un punto dalla Salernitana. Poi eccezione fatta per la battuta d'arresto contro il Casarano, che cade alla 14ª giornata, che gli fa perdere un po' di abbrivio. Nelle 3 giornate successive il Catania si rimette a posto battendo Latina, Picerno e Crotone. E oggi questa classifica è lo specchio fedele di quello che è accaduto quasi alla fine del girone d'andata, perché mancano soltanto 2 partite. L'altra considerazione che volevo fare è la regolarità del Benevento, che è rimasta sempre tra il secondo e il primo posto. Difficilmente si è creato un gap importante con il Catania, la differenza tra Benevento e Catania è rimasta sempre nell'ambito di 1 o 2 punti dalla prima giornata, o per uno o per l'altra. E l'altra considerazione che vi faccio è che al momento di questa classifica dobbiamo tener conto dei confronti diretti, perché in caso di arrivo a pari punti contano i confronti diretti come primo criterio differenziale. Quindi il Catania, perdonami, in questo momento è come se avesse 3 punti sul Benevento, non 2, e 6 punti sulla Salernitana, avendo vinto i confronti diretti. Questo anche per dire quanto sarà fondamentale nel giro di ritorno la doppia trasferta, 10ª giornata del ritorno, a Salerno prima e a Benevento poi, dove a mio avviso lì si deciderà il campionato. Io posso aggiungere una cosa, giustamente ti dici dalla quinta alla 17ª giornata il Catania ha guadagnato 10 punti, ma io aggiungo di più, che dalla 14ª alla 17ª il Catania ha guadagnato 7 punti, quindi di questi 10 su 12 giornate ben 7 ne ha guadagnate nelle ultime 3 giornate, perché nelle ultime 3 giornate il Catania ha fatto 9 punti, mentre la Salernitana ne ha fatti solo 2 con Crotone, e tra l'altro con partite in casa con Crotone e Trapani. Quindi di 10 punti 7 nelle ultime 3 giornate. Ha perso a Benevento. La 14ª giornata. Quando si perdeva a Casarano, il Catania nelle 3 partite successive ha guadagnato 7 punti. Giocate, perdonami, queste 3 partite successive in una condizione di totale o emergenza infortuni. Ricordiamoci con Latina 3 partite fa si infortuna Cicerelli subito, già aveva perso Aloy, aveva perso Gherardi, squalifiche di Tacchio, si è infortunato Donnarumma. Insomma, chi più ne ha più ne metta, quindi la squadra nel momento della massima difficoltà ha avuto una reazione da un punto di vista emotivo, temperamentale, notevolissima, e questo credo che poi sia quello che fa la differenza, saper affrontare i momenti difficili nel modo migliore. Ciccio. Allora, questi numeri sono inconfutabili, sono bellissimi, fanno parte anche del vostro lavoro, però noi come addetti ai lavori, cioè quindi come parte integrante, io come Mimmo Toscano, cioè allenatore del Catania, ci sono delle situazioni durante un campionato che avvengono, che magari dove tu pensi che magari ci siano dei problemi, dove invece vengono fuori dei giocatori che a livello motivazionale magari ti danno anche qualcosina in più rispetto a quello che doveva essere la normalità, e questo è un privilegio per una squadra, perché i giocatori che non giocavano sono giocatori di assoluto valore. Allegretto, per fare un esempio. Lunetta. D'Ausilio, sono giocatori che giocherebbero in qualsiasi altra squadra di Serie C. Anche Quaini, se mi permettete. Certo, assolutamente, sempre titolari. Cosa è successo in questo preciso istante?
che questi giocatori hanno dato una spinta in più alla squadra, proprio sotto l'aspetto della volontà. Cioè io ho visto una partita venerdì fatta da Lunetta, Quaini, D'Ausilio e questo Allegretto che dà consapevolezza alla squadra che non era forte, cioè che era forte ma che è ancora più forte, ed è un qualcosa da non sottovalutare assolutamente. Cioè, quindi ora c'è consapevolezza che tutti questi giocatori che fanno parte di questa rosa sono tutti giocatori che arriveranno sicuramente alla fine tutti insieme per portare il Catania a quello che è il loro Posso obiettivo. farti però a questo punto una domanda. 14ª giornata, il Benevento cambia allenatore nonostante Auteri sia reduce da una vittoria, ma evidentemente si è rotto qualcosa. Sentivano il peso di una frattura all'interno del gruppo squadra, e oggi Peppe Raffaele rischia la panchina perché se non dovesse andare oltre una vittoria rotonda già fra 7 giorni probabilmente anche un pareggio non potrebbe salvarlo, viste le tensioni che ci sono. Qual è la vera antagonista del Catania? Una Salernitana che ha un pubblico importante, delle pressioni importanti, tanto da farsi perdonare dalla federazione nei confronti della Salernitana per quello che è accaduto la scorsa stagione, ma è una squadra che è stata creata, ricreata dalle ceneri di una doppia retrocessione. Oppure il Benevento, che è una squadra che ha avuto più tempo per strutturarsi, aveva da 2 anni lavorava con un tecnico, è stata creata, pensata con maggiore ragionamento, forse è più vicina al Catania rispetto alla Salernitana costruita da Amblè. Oppure il Cosenza che ovviamente sotto traccia sta scalando le posizioni di classifica e comunque sui primi 11 ha un organico molto importante. Mi piace vedere tante partite, io ho visto Benevento Salernitana. Allora, il Benevento in questo momento ha un po' più di spensieratezza. Auteri è un allenatore che ti mette una pressione particolare, cioè lascia meno liberi i giocatori per quelle che sono le loro attitudini, caratteristiche anche che uno vuole esprimere anche durante la gara, che ci sta secondo il mio punto di vista. Per me la differenza che intravedo vedendola da fuori è l'equilibrio che ha il Catania sotto tutti i punti di vista, cioè un equilibrio fra direttore sportivo, allenatore, staff, dirigenza. Allora, nei momenti di difficoltà si vincono i campionati, non nei momenti dove le cose vanno bene. Nei momenti di difficoltà che il Catania ha avuto in quelle 3 partite che ha pareggiato e in quella che ha perso, ha dimostrato maturità e quindi ne è venuta fuori in maniera più tranquilla. Come la sta affrontando la Salernitana? Male, perché oltre all'aspetto tecnico, secondo me ci sono altri aspetti che influenzano lo spogliatoio, e quando ci sono questi aspetti l'allenatore viene coinvolto. Allora, se l'allenatore viene coinvolto sotto l'aspetto tecnico, si può sbagliare, ma sbagliare in un certo modo è sbagliare in un certo modo. Sbagliare in un modo diverso, che deve essere quello di avere a cuore il bene dello spogliatoio, è una cosa completamente diversa. Quindi per me ci sono 2 gestioni completamente diverse. In questo momento per me l'antagonista del Catania è il Benevento, perché la vedo più equilibrata e c'è più attitudine a quello che è l'obiettivo e alla professionalità della squadra in questo momento. Ci dobbiamo fermare, ragazzi, ci dobbiamo fermare assolutamente. Quanto conta avere Toscano rispetto a un debuttante come Floro Flores? Faccele fare. No, ragazzi, non solo Toscano e Pastore. C'è una rivoluzione in studio qua, cioè dobbiamo rispettare i tempi, anche perché altrimenti dobbiamo parlare di mercato e non solo di mercato, dobbiamo parlare anche del Potenza, che è il prossimo avversario. Abbiamo meno di un quarto d'ora alla fine della trasmissione. Proviamo. In un quarto d'ora, Paganè, ce ne andiamo a casa e torniamo per la prossima settimana. A dopo.
allora ricominciamo e ripartiamo dal mercato. Abbiamo pensato che noi andiamo in onda fino alle 6 di domani mattina. Io vado via, poi rientro io fai e vi do il Buongiorno cambio. Va Sicilia, bene, c'è il ci può cambio. stare, Va si bene. può fare questa Fai cosa Buongiorno qui. Sicilia. Alessandro, cominciamo con il mercato. Sì, ora Giulia ci mostra la grafica degli obiettivi di ruolo del Catania per quanto riguarda il mercato in entrata. Esatto, andiamo a vedere appunto la grafica sul Focus mercato e come potete vedere abbiamo 4 posizioni che la squadra intende rafforzare. Gli obiettivi in entrata sono esattamente quelli che vedete qui elencati: un difensore centrale, un centrocampista centrale, un trequartista e un esterno sinistro. Restiamo sulla grafica e iniziamo a fare dei ragionamenti. Allora, per quanto riguarda il difensore centrale, il Catania ha già individuato il profilo, è un giocatore che milita nel girone C di Serie C e non è Manzi per esempio e Lavellino, nomi che sono usciti nei giorni scorsi. È un nome di un giocatore insomma più che affidabile che milita in una squadra del girone C, zona centro classifica per capirci. Per quanto riguarda il centrocampista centrale, vi abbiamo parlato la settimana scorsa di un focus su 4 centrocampisti che il Catania ha messo nel mirino, li ha valutati e sono 2 giocatori di Serie C e 2 giocatori di Serie B. La scrematura su questi 4 centrocampisti oggi ci porta a dire che si è circoscritta a un centrocampista di Serie B che oggi ha anche giocato, ricordiamoci che oggi la Serie B è scesa in campo e oggi ci sono stati dei contatti tra la dirigenza del Catania e il procuratore di questo giocatore. Tutti a guardarsi oggi quindi il campionato di Serie B e andare a vedere Io per una questione di tutti i centrocampisti che hanno giocato. per una questione Facile, di salvaguardia della trattativa non vi dico chi è, perché come prima giustamente un telespettatore ha scritto dagli asindi taci perché Faggiano ti ascolta, Sì. Io il nome di questo giocatore non lo faccio. Posso dirvi che comunque è un giocatore che oggi è sceso in campo in Serie B e non è né Leone della Juve Stabia e neanche Maier, no, nomi di giocatori accostati al Catania, neanche Maier del Mantova, non sono questi 2 giocatori. Per quanto riguarda il trequartista ci arriviamo dopo, l'ultima indicazione appunto della schermata è un esterno sinistro, un eventuale cambio di Donnarumma. Qui è legato però ovviamente a degli equilibri di lista, perché mentre sui primi 3 obiettivi c'è già diciamo, il contraccambio, cioè un giocatore già in uscita, 2 infortunati gravi, Aloy e Cicerelli, il terzo è un difensore centrale in uscita che è già chiaro nelle idee della dirigenza. Per il quarto invece dipende da alcuni incastri sull'uscita eventualmente di un trequartista che non è Jimenez, ora su Jimenez ci arriviamo pure. Comunque questo esterno sinistro, per questo ruolo il Catania ha in valutazione un giocatore del girone C, di Serie C, e un giocatore di Serie B. Ok, Alessandro, andiamo su Jimenez e poi ci concentriamo sul trequartista. Prima di arrivare a questo, sì. Alessandro, ti posso fare subito una considerazione? Sì. Si apre un fronte di criticità probabilmente. Già da domani il presidente del Trapani potrebbe effettivamente riconsegnare metaforicamente le chiavi, dire proseguite voi e aprire una crisi che attraversa il Trapani ma attraversano anche i giocatori che a gennaio potrebbero magari essere incentivati a cambiare maglia e a trasferirsi altrove. Potrebbe il Catania individuare qualche profilo importante anche lì? Sì. Bene. In tutti i ragionamenti che abbiamo fatto ci sono 2 giocatori che oggi militano nel Trapani, ok? Però non vi dico chi sono. Stop. Per quanto riguarda il trequartista, possiamo andare di nuovo sulla schermata introduttiva del mercato. Abbiamo detto con l'infortunio di Cicerelli, infortunio purtroppo di lungo corso, 120 giorni come tempi di recupero, il Catania ha avvertito l'esigenza di tornare sul mercato e di andare a coprire quella posizione di campo con un altro giocatore con caratteristiche simili a quelle di Cicerelli.
E il giocatore di cui vi faccio il nome è Giovanni Bruzzaniti del Pineto. Abbiamo un giocatore, anche una grafica. Sì, abbiamo anche la grafica, un giocatore di cui noi vi abbiamo parlato già nella sessione estiva di gennaio dello scorso campionato e che il Catania ha continuato a seguire perché è un giocatore in crescita costante, gioca nel Pineto nel girone B di Serie C, è nato il 9 settembre del 2000 a Melito Portosalvo, quindi calabrese come Mimmo Toscano. Quindi comunque questo ha un peso e ora poi vi dirò perché. Come ruolo lui gioca in un sistema di gioco, Ivan Tisci è l'allenatore del Pineto, con 3 attaccanti, lui gioca esterno a sinistra, è un destro, quindi a piede invertito, gioca a sinistra in un attacco a 3, ma può tranquillamente giocare a 3 quarti perché comunque ha un piede educatissimo, è un piede destro come abbiamo detto. In questa stagione ha messo a referto 15 presenze, 7 gol, in realtà sarebbero 8, ma ha fatto un gol contro il Rimini che è stato escluso dal campionato, quindi le statistiche gli hanno cancellato un gol, quindi ne avrebbe fatti 8 con 7 assist, e tra i professionisti ha messo a segno 33 gol e 33 assist in 181 presenze. Giocatore che ha dribbling, che ha tiro, batte i calci di punizione molto bene. È un giocatore in crescita del 2000. Scorso anno fu terzo nella graduatoria. 15 gol fece l'anno scorso col Pineto. Nel girone di Cicerelli. Nel girone di Cicerelli. Ed è uno di quei giocatori che non spezza gli equilibri. Assolutamente è uno no. di quelli che può entrare con fari spenti. Vi do qualche notazione in più. Allora, il cartellino del calciatore ha un costo, diciamo, adeguato a un giocatore in grande ascesa che l'anno scorso nel mercato estivo ha avuto richieste anche dal Pescara in Serie B. Lo aveva cercato la Salernitana, lo aveva cercato il Cesena, alla fine il Pineto ha preferito tenerlo. Ora in questa sessione di campionato ha continuato a confermare le sue grandi qualità, e il Catania, che vi dicevo lo segue già da gennaio 2025, ha deciso di affondare il colpo nel momento in cui Cicerelli si è infortunato. Parliamo di una quotazione, diciamo, medio-alta come costo del cartellino, ma il Catania, che già ha da giorni preso contatto con l'entourage del calciatore, col direttore sportivo del Pineto, il Catania ha sulla bilancia una carta da giocare che è quella del cartellino di D'Andrea, Filippo D'Andrea, che è andato al Pineto dal Catania in prestito con obbligo di riscatto. Il Catania ha già portato avanti dei dialoghi col Pineto per far sì che D'Andrea venga acquisito a titolo definitivo dal Pineto a scomputo del cartellino di Bruzzaniti. Una parte del cartellino di Bruzzaniti, ovviamente. Cos'è l'elemento che fa essere ottimisti per il buon esito della trattativa? Il fatto che Bruzzaniti... No, non è assolutamente questo, altrimenti non l'avresti. perché io sono notoriamente inattendibile. Il fatto positivo è che Bruzzaniti ha manifestato chiaramente la volontà di venire a Catania. Ha ricevuto offerte anche dalla Salernitana, ma il giocatore vuole venire a Catania, anche perché per un discorso di regionalità vuole continuare a lavorare con Toscano. Vuole lavorare con Mimmo Toscano. Si capisco. Alessandro, Esatto. non abbiamo dato però una risposta importante su Jimenez e abbiamo Ci 2 stava minuti e arrivando, mezzo. io ti ho parlato degli obiettivi Capisco, entrati. però. Jimenez, la questione è molto semplice. Il Catania 40 giorni fa ha fatto un'offerta a Jimenez, questa offerta è rimasta lì, ad oggi non ci sono stati passi avanti. L'entourage di Jimenez non ha dato una risposta favorevole su questa proposta del Catania, quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Può darsi che l'evoluzione della stagione, la circostanza che il Catania ha iniziato a percorrere una strada che può portare lontano, magari può convincere Jimenez E il suo procuratore a valutare che magari la sua Serie B possa essere qui. Aggiungiamo qualcosa. Il Catania alla fine ha proposto a Jimenez, con una serie di incentivi che riguardano il percorso da qui alla fine di questo campionato, un contratto che asseconda quelle che erano le richieste iniziali tout court di Jimenez. Ipotizziamo 100, il Catania arriverebbe a 100 o anche di più, ma
ma a determinate condizioni, presenze, assist, gol, così come ormai vengono stipulati quasi tutti i contratti che riguardano giocatori in forte ascesa, tale non solo da poter soddisfare le pretese economiche di Menez, ma anche di poterle tecnicamente superare. C'è un telespettatore che scrive che sta cercando i difensori che oggi hanno giocato in Serie B. Io non ho parlato di difensori, ho parlato di centrocampista che oggi ha giocato in Serie B. Zuccherello domani mattina Fagiano contatterà Bruzzanetti. Lo ha già contattato, ma il giocatore vuole venire a Catania. Questo ve lo posso. Oggi è così, 8 dicembre è così. Allora, l'ostacolo tra i Menez e il Catania sono più i procuratori che la volontà del giocatore. Bene, adesso parliamo del Potenza. Sì. Dai, vediamo la grafica relativa al prossimo avversario. Arriva grazie alla nostra regia. Diamo il tempo chiaramente. Sì, eccola qui. Allora, Potenza 24 punti, 6 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte, 25 gol fatti, 25 gol subiti. Il miglior marcatore è Dauria, 4 gol che non ci sarà contro il Catania, 3 gol il centrocampista Felippe, l'esterno attacco Petrungaro, 2 gol Selleri. Nell'ultimo turno 2-2 contro il Sorrento fuori casa ma a Potenza, perché Sorrento gioca a Potenza. De Giorgio ha giocato col 4-3-3 con Cucchietti in porta, Giapong, Riccio, Camigliano e Rocchetti sulla linea difensiva, De Marco, Siatunis e Chisolfi in mediana, Schimmenti, Selleri e Petrungaro in attacco. Da valutare, ma con scarsissime possibilità di rientrare in tempo per domenica, Castorani, Erradi, Dauria e Anatriello. Ricordiamoci che dopodomani il Potenza gioca alle 18 il quarto di finale di Coppa Italia contro il Crotone, quindi avrà un impegno in più in preparazione alla gara di domenica, al quale tengono particolarmente. Assolutamente sì, perché può aprire scenari in ottica di griglia a fine campionato. L'altra considerazione che volevo fare, restando sulla grafica, è che ad oggi il Potenza nel frattempo sì, Milan ha segnato Pulisic, Torino, esatto, ha segnato Pulisic, sì, che ce l'ho al fantacalcio, quindi ottima notizia. Per quanto riguarda il Potenza, se torniamo un attimo sulla grafica, il dato statistico che vi offro con piacere è che ad oggi è imbattuto in casa, quindi insomma, fate voi. Allora, volevo sentire Passiatore però sulla sfida di Potenza. Io credo che il momento del Catania, questo momento del Catania è un momento che bisogna cavalcare. Credo che la squadra sia cosciente di quello che fa. Se devo dare un pronostico, siccome io non sono uno scaramantico, quindi non sono un dipendente dalla scaramanzia, non mi piace, altrimenti diventiamo veramente schiavi, io credo che il Catania possa fare bottino pieno. Benissimo, Padanese, mi dici in 10 secondi cosa pensi tu? Allora, andiamo a Potenza, che è uno stadio... No, già, se andiamo a Potenza finiamo domani mattina. Andiamo a Potenza, stadio che conosciamo particolarmente bene, Catania che andrà sull'onda lunga della certezza che non può sbagliare la partita, che piaccia o no, perché ieri il Benevento ha vinto un'altra partita sporca, l'ha vinta a 5 minuti dallo scadere. Chi ama il bel calcio si guardi la Champions League, il Catania il bel calcio a volte lo coniuga anche con i risultati e quindi a fronte di quella primato in classifica che va tenuta a denti stretti è normale che l'ambizione del Catania è uscire con 3 punti e secondo me arriveranno facili. 2 cose al volo: giocatore più temibile perché il più in forma in questo momento del Potenza è Schimmenti, mancino, esterno attacco, veloce, tecnico, però è una squadra che è forte in chiave offensiva ma che concede tanto, 25 gol subiti, la dicono lunga. L'altra considerazione è una domanda che giro al volo: rientra Di Tacchio sì, con Quaini o con Corbari? Beh, lasciamo questo dubbio e poi risponderemo domenica. C'è una previsione arbitrale, secondo me arbitra De Angeli di Milano. Ci stiamo allargando questa sera anche sugli arbitri. Di Tacchio e Quaini. Di Tacchio e Quaini. Bene, grazie allora alla nostra Giulia. Grazie a voi, grazie a tutti voi per averci seguito. Buonanotte. Grazie a Max Velotto. Grazie a voi. Grazie a Ciccio Passiatore. Grazie a voi, buonasera. Alessandro Vagliasindi. È sempre un piacere ascoltare Ciccio Passiatore. Grazie a voi. Fino alle 6. Padronele sta qui, lo trovo domani mattina qui. Ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Fra poco sta per arrivare la differita integrale del match giocato venerdì tra il Catania e il Crotone, il commento di Marco Carli e Carlo Breve. A tutti voi la buonanotte e ci vediamo lunedì prossimo.